I piastrini verranno consegnati nelle mani del direttore del Sacrario Militare di Puglia e responsabile dei sacrari militari del Friuli Venezia Giulia, tenente colonnello Massimiliano Fioretti, in rappresentanza di loro caduti, e verranno successivamente donati in custodia al Museo della Campagna di Russia di Cargnano. Diciamo grazie a tutto l'operato di Onor Caduti e al tenente colonnello Fioretti per l'impegno che mette nelle vicinanze dei nostri ricordi, dei nostri caduti in lontane terre, che ogni tanto ritornano anche qualche pezzo del ricordo. I piastrini verranno ritirati per conto dei loro caduti del museo dal maresciallo Alessandro Lecco. I familiari che almeno poi li potranno vedere al museo.